Amici di Directa Sport, benvenuti al Palavienna di Selangius, 11ª giornata di ritorno del campionato di Serie A2 femminile, girone sud, San Salvatore Selangius, Elite Roma. Le giallonere vogliono assolutamente vincere per uscire da un periodo molto complicato in termini di risultati, mentre arriva già il primo canestro della partita, lo realizza Federica Brunetti. Dicevamo 6 sconfitte consecutive per la squadra di coach Fabrizio Staico, che non vince dallo scorso febbraio in casa contro Savona. Per il resto solo battute d'arresto dettate anche da un calendario, va detto, molto difficile. Quest'oggi si prova a risorgere contro l'Elite Roma dell'ex Mia Masic, che immaginiamo particolarmente motivata a lasciare il segno in questa partita. San Salvatore che sembra aver iniziato con un piglio particolarmente aggressivo. Ora è arrivato il tiro sbagliato da 3 punti da parte di Carmen Cicic, qualche problema alla caviglia per lei nel corso dell'ultima partita persa dal San Salvatore in quel di Bologna, ma stringendo i denti è comunque in campo la giocatrice croata. Intanto c'è la rimessa in attacco per l'Elite Roma, formazione che veleggia in zona play-out, sta cercando anche con un testa a testa stracittadino con il gruppo stanchi di guadagnare da neopromossa la permanenza in Serie A2. Rimessa in attacco e subito l'1 contro 1 giocato da Masic, che va dentro e trova il fallo che le permetterà di andare in lunetta con 2 tiri liberi. Attesa ex anche lei croata, Mia Masic, lo scorso anno non si è potuta esprimere con la canotta del San Salvatore a causa della rottura del legamento crociato del ginocchio. Soltanto poche apparizioni per lei a inizio stagione e poi un lungo recupero, mentre fa 2 su 2 dalla lunetta Masic. Dunque botta e risposta, mentre Anna Lussu va a prendersi il pallone in regia per il San Salvatore. Ha chiamato lo schema testa, ancora il palleggio del capitano del San Salvatore con qualche problema riesce comunque a servire Cicic. Il palleggio chiuso e poi il post basso per Manfred, raddoppiata il recupero qui per l'Elite Roma, che lancia in contropiede Masic, triple in transizione per Grattarola, soltanto ferro, ma c'è il rimbalzo d'attacco di Giuliana Di Stazio. Extra possesso per l'Elite, ancora un consegnato, stavolta per Moretti. Altro errore, si sbaglia tanto in questo inizio di partita. Arioli chiude il palleggio, forse un po' troppo presto il recupero di Grattarola, si divora il canestro da sotto, poi era uscita dal campo qui e dunque la rimessa verrà assegnata al San Salvatore. Confermiamo quanto detto pochi secondi fa, inizio di gara contrassegnato dai tanti errori, dalle palle perse, qualcuna anche assolutamente evitabile per il San Salvatore, come è stata l'ultima per Arioli, non troppo aiutata anche dalle compagne che non le hanno offerto un passaggio di apertura semplice. Intanto fermata con il fallo Lussu, dunque c'è il nuovo attacco del San Salvatore con questa rimessa da zona offensiva eseguita in direzione di Cicic. C'è Lussu dall'altra parte, si fa vedere con il backdoor. Arioli può ricevere in un secondo momento, prova a crearsi un vantaggio Brunetti, ecco che arriva l'alto basso con Manfred, costretta però a riaprire Brunetti in angolo dove c'è Lussu. Altra palla persa, eppure l'inizio difensivo dell'Elite Roma è tutt'altro che disprezzabile. Qui al Palavienna si rimane sul punteggio di 2-2. Attacchi con le polveri bagnate, 7:45 sul cronometro del primo quarto. Attacca ancora la formazione romana con il consegnato e poi il gioco a 2 che vuole premiare Magistri. Stavolta il recupero di palla però è per il San Salvatore. Cicic scarica per Brunetti che arrivava a rimorchio, trova l'equilibrio Brunetti per realizzare il secondo canestro della sua partita personale e in generale anche nella partita del San Salvatore. 4-2 il punteggio, manovra in attacco Roma. Mia Masic guarda il canestro nel duello tutto croato con Carmen Cicic, poi va a spalle a canestro dalle parti di Giuliana Di Stazio, fermata con una spinta e allora fallo che permette all'Elite di rimettere dal fondo, sempre con Masic, ex anche Virtus Cagliari, ricordiamo in Sardegna. Rimessa eseguita verso Moretti, lavora sul blocco di Di Stazio, un pick and roll laterale letto benissimo da Lussu, poi Brunetti, il tiro in corsa sbagliato, non arriva sul rimbalzo offensivo Lussu. Dall'altra parte Moretti per Masic, si arresta dalla media, la mano è morbidissima, la conosciamo bene, parità a 4
con questi due in contropiede firmati da Masic. Lussu dall'altra parte per Manfred, manovra il San Salvatore che ha portato a referto questo pomeriggio anche Francesca Mura in termini, o meglio in argomento insomma di legamenti crociati rotti. Può dire qualcosa pure la classe 2000 del San Salvatore, che stava offrendo un contributo concreto molto molto importante nel girone d'andata. Poi ha dovuto fermarsi, forse esigue però in casa giallonera, allora è stata iscritta a referto, ma ovviamente non potrà giocare nel corso di questa partita. Masic con la rimessa in attacco per Moretti, il blocco granitico in questo caso di Magistri, poi dopo l'ennesimo errore la lotta a rimbalzo che premia Brunetti, rimontata qui da dietro, il pallone sporcato che carambola in qualche modo nelle mani di Manfred, errore clamoroso da sotto, un rigore a porta vuota sbagliato da Manfred, ma mette tutti quanti d'accordo. Nuovamente Brunetti che realizza il +2 San Salvatore, 6-4, e c'è il primo time out della partita chiesto dal coach dell'Elite Roma, Maurizio Pasquinelli. Si riparte dopo il time out, rimessa Elite Roma che riparte dalle mani di Grattarola, porta la sfera in zona offensiva, la cede quindi all'indirizzo della compagna in canota numero 13 Magistri, poi Masic che mette il pallone per terra, chiude il palleggio, non ci sono spazi, vediamo cosa riesce a combinare l'Elite in uscita dal time out. Non granché a giudicare da questa palla persa che permette al San Salvatore di riportarsi dall'altra parte in vantaggio di 2 punti sul 6-4. Prova ad alzare un minimo di pressione ora l'Elite, non più di tanto a dire il vero, con Cicic che non ha difficoltà nel portare il pallone dall'altra parte. Lussu sale, Manfred non va a bloccare, altra palla persa per il San Salvatore, capisce tutto in anticipo Grattarola che ha trovato Moretti, si propone Di Stazio che poi sale a ricevere il pallone, il taglio a tutta velocità, backdoor per Grattarola, recupero anche dall'altra parte con il San Salvatore che ora vuole capitalizzare, riceve Arioli, il taglio di Cicic, anche qui ci mette una mano Mia Masic, tiene vivo però per il San Salvatore Giorgia Manfred, in punta Arioli, gioca 2 con Brunetti, il riblocco di Brunetti, la tripla di Arioli è sul primo ferro e il rimbalzo lungo viene catturato da Ilenia Magistri, attacca l'Elite non benissimo, nemmeno in questo caso, davvero un'infinità di palle perse, di errori da una parte e dall'altra. Il punteggio è inchiodato sul 6-4, Lussu scarica sotto molto bene per Giorgia Manfred, arriva il meritato +4 qui San Salvatore, meritato perché questo taglio lungo la linea di fondo di Manfred era assolutamente pregevole, letto bene da Lussu per la prima volta nella partita. Dunque le giallonere hanno 4 punti di vantaggio. Masic prova a risolverla da sola con 1 contro 1 ma sbaglia. Masic sente di doversi prendere delle responsabilità nell'attacco dell'Elite vista la situazione di stallo. Poi Cicic fermata qui fallosamente, andrà in lunetta con 2 tiri liberi. Buono sviluppo qui della transizione per il San Salvatore con la croata che era pronta per realizzare con il layup da sotto. 2 liberi per Carmen Cicic, abbiamo detto già dei suoi problemi fisici, la seconda scavigliata a stretto giro di posta l'ha subita in quel di Bologna, ma come vedete ha recuperato e ora ha realizzato il punto del 9-4 +5 San Salvatore. Altra opportunità per la giocatrice nativa di Osijek che firma il +6, 10-4, e questo è il risultato sul tabellone, con l'Elite che ora manda sul parquet Buscaglione con la canotta numero 5. Elite Roma che di recente ha perso nella prima trasferta sarda della stagione contro il Cuscaglieri, vedremo se avrà maggior fortuna questo pomeriggio. La tripla sbagliata, sale alto Cicic a rimbalzo, non riesce a controllare sul pallone vagante, la prima ad arrivarci è Mia Masic, appoggia il vetro e permette all'Elite di interrompere questo lunghissimo digiuno. 10-6 e ora il punteggio accorcia l'Elite dopo essere terminata appunto sul -6. Altro fallo, però si sta caricando di falli la squadra capitolina, stavolta la colpevole è stata Di Stazio con la canotta numero 9. Le indicazioni dalla panchina di coach Fabrizio Staico, mentre
viene assegnato il pallone per la rimessa a Cinzia Arioli. Un'occhiata allo smarcamento di Cicic, molto abile anche in questo caso, e difesa dall'altra parte abbastanza distratta per l'Elite, con Cicic che legittima ulteriormente il suo inizio di partita molto positivo. Masic si butta dentro dall'altra parte e trova il fallo che le permetterà di andare in lunetta. Gli 1 contro 1 di Masic andranno senz'altro tenuti in considerazione dal punto di vista difensivo per il San Salvatore. Abbiamo detto motivazioni alle stelle per lei questo pomeriggio al Palavienna, e proverà a tenere in piedi l'Elite il più possibile. Elite che ora manda sul parquet anche Partena Crisantidu, una delle lunghe del roster di coach Pasquinelli, mentre Masic ha segnato il primo tiro libero. Altra opportunità per lei, pure questo dentro. Nuovo -4, Elite 12-8, e le romane fino a questo punto sono in maniera pressoché esclusiva nelle iniziative, come detto, soprattutto 1 contro 1 di Masic. Qui Lussu porta a spasso letteralmente Buscaglione e trova il canestro del nuovo +6, 14-8. Buon San Salvatore in questo inizio, quando mancano 3 minuti e 8 secondi al termine del primo quarto. Cerca una linea di penetrazione Grattarola, perde però il controllo del pallone. Altro contropiede San Salvatore, qui una linea di passaggio sporcata da Arioli a Manfred. Ci sarà comunque l'opportunità offensiva per il San Salvatore, rimessa da fondo campo, e altro timeout in campo nuovamente speso dall'Elite Roma. Si torna sul parquet, il San Salvatore cerca di scavare il solco a 2,58 dal termine del primo quarto, 14-8, e questo il risultato sul tabellone. Rimessa per Cicic e poi Arioli che va a prendersi il pallone, finisce per terra. Brunetti da 3 sbaglia Arioli, il rimbalzo viene portato giù da Masic. L'Elite prova a tornare in campo con nuova energia, il tiro da 3 senza ritmo, ancora un errore. Tap out a rimbalzo, controlla poi dopo il tocco di Brunetti Cinzia Arioli, il cambio di mano, va in angolo. Brunetti può metterla da quella posizione, tiene vivo Manfred dopo l'errore. Airball quasi per Cicic, ad ogni modo un mattone per la croata, e allora punteggio che non cambia, si resta sul 14-8, 2-18 ora sul cronometro. Crisantidu per la compagna di squadra in canotta numero 4, si tratta di Grattarola, battezzata al tiro da 3 punti lungo, e allora controlla Arioli per il San Salvatore. Chiamata a testa nell'attacco giallonero, servito il post medio di Manfred, lavora spalle a canestro, fuori per Brunetti, mette palla per terra, poi apre fuori ancora per Cicic, da Cicic a Brunetti, un pallone di scarsissima qualità, poi Manfred che prende praticamente un palo con il tiro dall'angolo. Sprazzi non di bellissima pallacanestro a questo punto. Qui la partenza di Crisantidu viene giudicata regolare da parte degli arbitri, con anche qualche piccola protesta da parte del pubblico del Palavienna. San Salvatore che non ha comunque pagato dazio. Si continua in questa fase che somiglia tanto a una sagra dell'errore in via Vienna. Si ripropone anche il derby croato, Masic contro Cicic, e altro fallo per la numero 10 dell'Elite Roma, rimessa dal fondo. Spazio per Delia Gagliano nelle fila del San Salvatore, è uscita ed è andata a prendersi un po' di meritato riposo. Brunetti, direi la migliore in questo primo quarto per il San Salvatore, ancora abilissima nello smarcamento sulla rimessa Carmen Cicic, il piazzato dalla media a segno per Anna Lussu, realizza il canestro del +8 San Salvatore, doppiata l'Elite 16-8, ultimi 70 secondi del primo quarto. Rimbalzo difensivo dopo l'errore per Gagliano, prova ad accelerare un po' il ritmo Lussu, ancora Lussu che coinvolge benissimo qui Giorgia Manfred, l'appoggio al vetro vale il +10 per la prima volta nella partita. Il San Salvatore si porta in doppia cifra di vantaggio sul 18-8. Masic prova a risolvere da 3 solo ferro, e altro prezioso rimbalzo portato giù da Gagliano. Arioli per Gagliano, totalmente persa dalla difesa. 2 liberi per la giocatrice ex Mercede, con il fallo commesso
da Crisantidou. In questo caso Crisantidou in ritardo sul recupero difensivo, il fallo è ineccepibile. Ricordiamo anche la coppia designata per questa partita, coppia interamente piemontese, si tratta dei signori Barra e Sconfienza. Intanto Gagliano ha realizzato il primo tiro libero, 19-8, parziale importante, aperto ancora per il San Salvatore, ora 20-8 più 12 sul tabellone quando siamo nei secondi conclusivi del primo quarto, 30 secondi per l'esattezza alla prima sirena del match. Ci riprova l'Elite con Crisantidou che chiede il pallone, lavora invece oltre l'arco Grattarola, il taglio ben eseguito qui da parte di Partena Crisantidou, innescata coi tempi giusti da Ilenia Magistri. Stavolta il fallo lo spende il San Salvatore su Partena Crisantidou. 2 liberi per cercare di riaccendere un po' l'Elite, di dare un minimo di fiducia in conclusione di primo quarto. Sbilenco il primo libero di Crisantidou a 20 secondi e 9 decimi dal termine del primo quarto. Dentro invece il secondo, 20-9, altra opportunità offensiva prima della conclusione del quarto per il San Salvatore. La chiamata è sempre testa per Arioli, la pressione di Grattarola, Arioli che tiene il palleggio aperto, il cambio di mano sul blocco di Manfrè, altro fallo, l'ennesimo per la difesa dell'Elite sul palleggio di Arioli. Soddisfatto coach Staico in panchina, fin qui è stato un primo quarto più che positivo per la sua squadra, che ha un'altra opportunità, cronometro fermo con Arioli. Va a segno con il primo l'esperta giocatrice nativa di Magenta, 21-9 e 22-9, 2 su 2 per Arioli. Vediamo se l'Elite riesce a trovare un canestro a fil di sirena con Grattarola, accelera, buon contenimento qui di Gagliano, errore, poi Crisantidou segna quando il cronometro è già esaurito da un pezzo. Ottimo San Salvatore nel primo quarto, 22-9 sull'Elite Roma. Squadre in campo per l'inizio del secondo quarto qui al Palavienna. Si riparte dal 22-9 in favore del San Salvatore. Soltanto nei primissimi minuti di questa partita c'è stato equilibrio, poi le giallonere sono riuscite a scappar via. Importante il parziale firmato in conclusione di primo quarto. Si riparte con Cicic, Lussu, Brunetti, Gagliano e Arioli. Questo è il quintetto di Staico. Gagliano cerca di avventurarsi nel pitturato con questa soluzione personale, sbaglia ma tiene il pallone Federica Brunetti. Importante recupero, prezioso assist di Lussu. Le due si trovano a meraviglia. Applausi a scena aperta per il San Salvatore che allunga ancora il proprio bottino di vantaggio sul 24-9. Il pubblico incita le giallonere che vogliono uscire, come detto, dal tunnel di 6 sconfitte consecutive. L'Elite dall'altra parte con enormi difficoltà offensive. Qui Lussu espone il palleggio a Grattarola che infatti la mette in difficoltà. Palla persa dal San Salvatore con infrazione di campo, se non abbiamo visto male in questo caso, per Anna Lussu. Il pallone verrà assegnato a Mia Masic per la rimessa. Masic che è stata l'unica all'altezza della situazione dal punto di vista offensivo per l'Integris Roma nel corso dei primi 10 minuti. Vedremo come andrà in questo secondo quarto. Lo show difensivo non particolarmente profondo di Gagliano, ennesimo errore, percentuali disastrose per la squadra di Pasquinelli che però ci potrà riprovare. Infatti secondo gli arbitri è stato di Gagliano l'ultimo tocco nella lotta a rimbalzo. Allora Masic sulla rimessa per l'Elite, è pronta la croata, dà un'occhiata, fa fatica a dire il vero a trovare una compagna, poi alla fine pesca Grattarola con il tiro dall'angolo, errore. Gagliano corre il campo, vuole metterci energia in questo secondo quarto in ritmo da 3. Carmen Cicic scava definitivamente il solco sul 27-9, partita in salita per un Elite quanto mai con le polveri bagnate. Il San Salvatore invece gioca benissimo sulle due metacampo e ha registrato anche la mira dopo un inizio contrassegnato anche qui dagli errori, da qualche palla persa di troppo. Qui avete visto la mimica di Magistri a chiedere un ultimo tocco da parte della giocatrice del San Salvatore. Non è così, la rimessa è giallonera. Brunetti apre molto bene per Lussu, altra tripla con metri di spazio, stavolta
non riesce a realizzare il capitano del San Salvatore, ma nulla toglie alla qualità di un tiro che doveva assolutamente prendere. Masic ha ricevuto il consegnato dentro per Di Stazio, mette il pallone per terra, prova il passo d'incrocio anche al limite dell'infrazione di passi. Qui Di Stazio non trova il canestro, Lussu in angolo, Cicic stavolta mette palla per terra, non contiene il suo primo passo. La sua avversaria diretta, si trattava nella circostanza di Buscaglione che ha boccato nettamente alla finta, e allora altro fallo, il primo personale per lei, rimessa dal fondo per il San Salvatore. Arioli per Gagliano, guarda il canestro, pure lei mette palla per terra e poi con il passo d'incrocio sorprende Di Stazio. Altro fallo speso per l'Elite Roma. Stavolta ci sono liberi per Delia Gagliano, giudicata in azione di tiro. Ha provato a metterci tanto anche in termini di rimbalzi dal momento del suo ingresso in campo. Gagliano che porta il San Salvatore a quota 28 contro i 9 punti realizzati dall'Elite Roma. Secondo libero, oppure questo dentro per Gagliano, e allora Rotondo più 20 sul tabellone del Palavienna, 29-9. Grattarola, Di Stazio e poi nuovamente Grattarola. 7:48 per la conclusione del primo tempo. Masic gira sul perno, buona la difesa ancora di Cicic in missione speciale su di lei. Altro giro sul perno, stavolta per Magistri. Il rimbalzo dopo l'errore è di Gagliano e quindi Lussu reclama un po' di calma ora nell'attacco del San Salvatore. Non c'è ragione di farsi prendere dalla frenesia. Ribaltamento di lato, il taglio pescato bene da parte di Lussu, prova a sfondare su quel lato. Lussu fuori, la tripla, Arioli errore, Magistri porta giù il pallone, rischia anche di perderlo, poi decide di portarlo avanti in prima persona e viene fermata da Brunetti in maniera irregolare. Secondo fallo della partita per la lunga del San Salvatore. Dovrebbe essere stata proprio Brunetti l'autrice del fallo. Andremo a sincerarci di questa chiamata il prima possibile. Grattarola attende l'uscita di Masic, si propone spalle a canestro. Di Stazio vuole attaccare Brunetti. Subito un altro fallo speso dalla numero 15 del San Salvatore a 7 minuti esatti dalla conclusione del secondo quarto. E ora ovviamente arriva il cambio da parte di coach Staiko, che vuole assolutamente preservare la sua pivot tra le migliori in assoluto del campionato. Di Stazio spedita in lunetta, il primo va dentro, arriva anche il primo punto sofferto nel secondo quarto per l'Elite Roma. 2 su 2 per Giuliana Di Stazio, 29-11. Torna a muovere il tabellino l'Elite Roma, ma la situazione è già complicata, molto complicata, per non dire compromessa qui al Palavienna. Cicic riceve il ribaltamento, si propone in post, Manfred chiede il taglio alla compagna, poi si va sull'altro lato ancora con Lussu, il San Salvatore che vuole far muovere il più possibile la difesa. Il tiro da 3 di Cicic è un airball, il pallone raccolto da Mia Masic, quindi Grattarola manda al bar la sua avversaria diretta, ma poi si divora un canestro all'apparenza facile. Reclama la rimessa Magistri, non viene accontentata. Poi tutto ok tra Cicic e la sua avversaria, si trattava di Di Stazio in questo caso. 29-11 e nuova interruzione della partita per un time out. 6 minuti e 25 secondi per chiudere i giochi del primo tempo al Palavienna. Finora dominio a tinte giallonere, più 18, palla in mano, prova con la zona 2-1-2. Ora l'Elite Roma a sparigliare un po' le carte, vedremo se il San Salvatore raccolto di sorpresa. Gagliano dentro per Manfred, anticipo sulla linea di passaggio da parte di Magistri, si scatena il contropiede condotto da Masic, fuori per il tiro da 3 a segno da parte di Grattarola. Prova a trarre energia allora dalla zona, fronte pari l'Elite Roma
siamo sul 29-14. Palla ancora sotto per Manfred. La risposta del San Salvatore alla zona dell'Elite è quella di dare palla alle lunghe sotto, in particolare in questo caso a Manfred, che però viene fermata dall'intervento arbitrale, assegnata la rimessa dalla metà campo difensiva per l'Elite Roma, con Grattarola ha chiamato il gioco d'attacco, difesa a uomo, atteggiamento che non è cambiato in questo frangente della gara per coach Staico. Dall'altra parte rischio di palla accompagnata qui per Buscaglione, perdonata dagli arbitri. Il passaggio di riapertura di Di-Stazio per Masic è totalmente da dimenticare, con Masic che stava in realtà tagliando verso canestro, e allora non ha continuità dopo la tripla di Grattarola in precedenza. L'Elite Roma che difende sempre a zona, 2-1-2, Lussu sotto per Gagliano, attende il movimento di Manfred, extra pass di Arioli in angolo, Cicic, costruito il vantaggio per Manfred, il ferro si beve la sua conclusione, scollina sopra quota 30 il San Salvatore, 31-14 il risultato sul tabellone quando siamo in questo istante entrati nella seconda metà del secondo quarto di gioco. Grattarola non trova Magistri, pasticcia ancora l'Elite che aveva dato qualche indicazione confortante poco fa coach Pasquinelli in uscita dal time out. Una buona difesa e poi una tripla in transizione, ma come detto non sono riuscite a ripetersi le capitoline che ora devono difendere. Gagliano per Lussu, la tripla aperta, secondo ferro, e poi bel rimbalzo dopo il tagliafuori per Di-Stazio, corre Buscaglione, Masic in mezzo alle gambe, c'è spazio per Di-Stazio, ovviamente Manfred preferisce proteggere l'area. Buscaglione, ancora circolazione sul perimetro per l'Elite, linea di fondo di Masic, bel giro sul perno, poi dopo l'errore c'è il tap out di Cicic. Siamo già dall'altra parte con il San Salvatore che vuole accelerare in transizione. Gagliano da 3, ancora il ferro, e siamo tornati a una fase della partita in cui si sbaglia tanto da una parte e dall'altra. Sembra di rivivere in qualche modo i minuti iniziali del match, del primo quarto. Di-Stazio intanto, Magistri cerca un'iniziativa farraginosa contro Carmen Cicic, che però commette l'ingenuità di abbassare il braccio al momento del tiro. Dunque ci sono i 2 tiri liberi per Ilenia Magistri a 3:54 dalla conclusione del secondo quarto e dunque del primo tempo. Qui al Pala Vienna, ricordiamo, si tratta dell'11ª giornata di ritorno del campionato di Serie A2 con il San Salvatore. Intanto libero realizzato di tabella per l'Elite, vale il 31-15, non il massimo per gli estetti del basket, ma vale comunque un punto. C'è Denise Pinna intanto in questa fase del secondo periodo. Dicevamo il San Salvatore che cerca l'accesso ai playoff, la porticina è ancora aperta, anche se c'è lo svantaggio negli scontri diretti non solo con Civitanova Marche, ma per il momento anche contro il Cuscaglieri. Dunque lotta che sembrava essere in realtà un testa a testa appunto tra San Salvatore e Civitanova, in realtà si è allargata, ben 4 formazioni con la Nico Basket che ora prova a risalire dalle retrovie. Intanto è arrivato un fallo tecnico, se non abbiamo visto male, fuori Magistri, che è parsa abbastanza nervosa, a dire il vero fin dall'inizio di questa partita. Viene rilevata qui da Crisantidu Arioli in lunetta per amministrare questa chiamata di fallo tecnico. Cerca la concentrazione, poi Arioli segna il tiro libero che vale il 32-15. C'è ovviamente anche il possesso aggiuntivo per la squadra allenata da Fabrizio Staico in regia. La freschezza e la sfrontatezza anche di Denise Pin. Chiude il palleggio, serve Cicic, il pallone è ribaltato per Arioli, post basso di Manfred, trova il taglio di Gagliano che però mette il pallone per terra, non riesce a concludere con energia. Masic in mezzo alle gambe, la difesa di Pinna, Di-Stazio lascia consegnato ancora nelle mani di Masic il gioco a 2, il passaggio di apertura in angolo che termina direttamente oltre la linea di fondo campo, ma in questo caso c'era stato un leggero tocco da parte della difesa, ragion per cui l'Elite può
andare ancora con la rimessa da fondo campo, affidata sempre alle mani di Mia Masic. Grattarola tiene vivo il palleggio, passa sul blocco di Di Stazio, gioco a 2 sul lato, bel movimento qui da parte di Di Stazio, uno dei canestri più pregevoli della partita per l'Elite Roma. Palleggio, arresto e tiro per La Lunga in maglia numero 9 dopo la finta, tutto molto ben fatto. Manfred intanto fuori per Arioli, quindi Gagliano prende il tiro da 2 punti, primo ferro, ma la stessa Gagliano recupera il rimbalzo, sbaglia nuovamente, vuole a tutti i costi trovare la via del canestro, ma preferisce desistere e riaprire per Pinna. Spazio, metri di spazio per la tripla, un lusso che non ci si può concedere quando alza la mano Cinzia Arioli a segno con il canestro del 35-17, 2 minuti e spiccioli per andare alla pausa lunga. Masic, palleggio, arresto e tiro dalla media, secondo ferro, rimbalzo di Gagliano che poi lancia un'occhiataccia a Crisantidu. Arioli reclama il pallone, Pinna, viene servita in questo momento, si alza Gagliano in lunetta, posizione chiave nell'attacco alla zona, quella altra tripla, ancora Arioli, la bomba del 38-17, grandina sull'Elite Roma, ora più 21 San Salvatore e dominio per la squadra di casa, sempre più in questo avvio. Bel passo d'incrocio dall'altra parte, come già sottolineato in svariate circostanze, soltanto Masic a offrire delle resistenze al San Salvatore in questa prima metà di partita. Qui una riapertura, o meglio un passaggio di ribaltamento non semplice. Intanto arriva il primo ingresso in partita di Katrin Kirilova-Stoichkova, esce Carmen Cicic, abbiamo detto sta stringendo i denti contro qualche problema alla caviglia. Il suo primo tempo è stato assolutamente degno di nota fino a questo punto. Pinna intanto, seguiamo l'attacco del San Salvatore. Arioli per Gagliano, reclama il pallone Stoichkova, si muove bene la sfera oltre l'arco e arriva anche la bomba di Denise Pinna, 41-19. Gran San Salvatore in conclusione anche di secondo quarto, e San Salvatore che sta realizzando non poco dalla lunga distanza. Prima Arioli, poi Pinna. Ora inizia ad assumere i contorni della disfatta il punteggio per quanto riguarda l'Integris Roma. Il taglio di Buscaglione, il pallone fuori per Masic, ancora un tiro dall'angolo, ancora un errore. Crisantidu prova a metterci un po' di grinta a rimbalzo, anche perché aveva un accoppiamento qui abbastanza favorevole con Denise Pinna. 2 liberi per Partena Crisantidu, uscita dalla panchina questo pomeriggio per coach Pasquinelli. Vedete sul cronometro mancano 40 secondi e un decimo per tornare negli spogliatoi. Primo libero con errore per Crisantidu. Altra opportunità, addirittura pallone che non tocca neanche il ferro, o lo scheggia a malapena. Gli arbitri hanno lasciato correre in questo caso e dunque il tiro dall'angolo qui per il San Salvatore con Manfred, pure qui corto. 20 secondi, si rimane sul 41-19, scusa, 41-18, correggiamo il punteggio e così confermiamo 41-18, sempre in favore del San Salvatore, che nel frattempo ha perso ancora il pallone. Dunque 9 secondi e mezzo verosimilmente per l'ultimo attacco dell'Elite Roma in questo primo tempo. Grattarola che reclama l'attenzione delle compagne, nessuna di loro arriva a prendersi questa rimessa, lo fa ora Moretti. Pallone consegnato a Grattarola, la pressione di Pinna, vediamo come gioca l'ultimo possesso del secondo quarto l'Elite. Il consegnato di Crisantidu ancora per Moretti, attaccata da Gagliano, tripla difficilissima, il pallone che cade nelle mani di Arioli. Allora San Salvatore che mette le cose in chiaro fin dal 20esimo, 41-18, che la dice tutta sull'Elite Roma.
Vuoi vivere un'estate frizzante sui campi della tua città? Te la senti di rincorrere un pallone per 8 ore al giorno? Tuffarti in piscina sotto un sole cocente? Fare nuove amicizie in totale sicurezza? Conoscere istruttori in grado di regalarti momenti indimenticabili? Tante domande, un'unica soluzione. D-Sport SBC Summer Village 2019, lo spazio per tutti. Il nostro campo estivo multisport è dedicato ai bambini dai 3 agli 11 anni sui campi della Sigma in via Castiglione a Cagliari. Basket, calcio, nuoto, tennis tavolo, cinema, belle arti, decoupage e micromagia. Il tutto con catering di qualità, servizio navetta e addetti alla sicurezza. Ermano Iaci, Mauro Farris, Ariana Melis e Consuelo Scameroni con i loro staff ti aspettano. Ma affrettati, i posti sono limitati. J4 Sport si occupa della fornitura di abbigliamento e attrezzature sportive dei migliori marchi italiani ed esteri. Unico RA Pro di Cagliari, rivenditore gold del brand spagnolo Ioma, dei medicinali Sixtus, delle attrezzature Barrett e Schiavi, oltre che di tanti altri prestigiosi marchi. Sono tante le società sportive e gli atleti di tutti gli sport che si servono da J4 Sport e che continuano a seguire la nostra filosofia: vestirsi bene, comodi e al giusto prezzo. IT è una realtà tra le più versatili del panorama nazionale dell'ingegneria delle telecomunicazioni. L'azienda, sorta a Cagliari nel 2002, vanta uno staff tecnico di prim'ordine per la realizzazione diretta della rete di telecomunicazioni e di ogni tipo di progetto integrato multisettoriale. IT offre ogni tipo di soluzione e servizio nel campo del project management, realizzazione e collaudo, assistenza e manutenzione. IT, esperienza trentennale al servizio della nostra vita digitale. Inizia il secondo tempo al Palavienna sul punteggio di 41-18 per il San Salvatore Selaggius, che vuole dunque fortemente tornare al successo. 2 punti che sarebbero utili nel duello playoff con Civitanova Marche, ma abbiamo già avuto modo di sottolineare che non si tratta soltanto di un duello, ma è una lotta che vede coinvolte anche altre formazioni. Prova a ripartire con grinta l'Elite Roma, che qui va a pescare il fallo subito da Mia Masic, che dunque tornerà in lunetta. Una giocatrice dell'Elite cerca la concentrazione per trovare i primi punti di questo terzo quarto e arriva il punto numero 19 nella partita dell'Elite. Primi 2 quarti contrassegnati davvero da percentuali disastrose per la squadra di coach Pasquinelli, un'enormità anche di palle perse che hanno permesso al San Salvatore anche in alcuni frangenti di attaccare con ritmo, in transizione, in contropiede, di trovare così dei punti facili. Gagliano va in angolo per Manfred, Elite che ha proposto nel secondo quarto anche la difesa a zona, punita dal San Salvatore con una serie
di triple che hanno ulteriormente scavato il solco tra le due formazioni. Magistri appoggia al vetro, sbaglia, tiene vivo però poi a rimbalzo, anche un fallo tecnico per Magistri nel corso del primo tempo. Masic ancora il palleggio con la mano sinistra, linea di fondo, Arioli va a contendere il pallone, è chiamata di palla contesa che premia proprio le Selargine. Bella giocata difensiva qui di Arioli, e poi va a prendersi il pallone, lo lascia tra le mani di Anna Lussu. La chiamata d'attacco per Anna Lussu, Arioli ancora per Gagliano, quindi Lussu si propone Manfrè, mette il pallone per terra, fuori per Gagliano, ancora il San Salvatore a provarci con il tiro dalla media di Manfrè, il pallone che si incastra tra il tabellone e il canestro. E dunque pausa ora nella partita. Elite Roma che è riuscita a rosicchiare 2 punticini. Mentre vedete vanno per le lunghe le operazioni di recupero del pallone. Ora finalmente si può ripartire con la rimessa dal fondo per la squadra di Pasquinelli. Davvero un'impresa titanica pensare di rimettere in piedi una partita che sembrava già compromessa al termine dei primi 20 minuti. Magistri, Grattarola, post basso per Di Stazio, fuori dall'altra parte per l'iniziativa personale di Moretti. Ancora un fallo, il San Salvatore non deve pensare di aver già vinto, ma deve continuare a proporre quella energia anche difensiva che abbiamo visto nel corso del primo tempo. Ci sono 2 liberi, come detto, per Emanuela, Pompea, Moretti. Il primo va dentro, 21-41, dunque meno 20 qui per l'Elite Roma, che prova pian piano a riavvicinarsi. 41-22, hanno segnato solo le romane fin qui nel corso del terzo quarto. Coach Staiko ovviamente non ha motivo di preoccuparsi, anche se tiene sotto controllo la situazione e chiede ancora un cambio con Lussu, che è andata a prendersi ancora un po' di riposo. 8 minuti al termine del terzo quarto, palleggio, arresto e tiro con la solita eleganza di Arioli, ma non efficace in questo caso. Il Ferro dice di no al suo tentativo. Masic ancora per Moretti, dentro, bene per Di Stazio, ancora per Magistri. Questa era una buona opportunità per l'Elite, un attacco molto ragionato che aveva permesso a Magistri di tirare sostanzialmente libera da sotto. Non è riuscita però ad andare a segno. Vedete ancora la zona per l'Elite, qui usa troppo il braccio esterno Cicic, fischio arbitrale condivisibile in questo caso. Allora San Salvatore che ancora non segna nel terzo quarto, si resta sul 41-22. Di Stazio si apre per ricevere Grattarola, in angolo c'è Masic, il tiro dentro per Mia Masic, 24-41. Elite è ancora a distanza di sicurezza, ma come detto il San Salvatore non può permettersi di staccare la spina. Masic mandata al bar, qui Cicic fa tutto benissimo e arriva finalmente il primo canestro del terzo quarto per il San Salvatore, 43-24, mentre c'è la situazione di post basso anche per l'Elite con Magistri che non demorde e va vicina al potenziale gioco da 3 punti. Dovrà ad ogni modo accontentarsi di 2 tiri liberi la giocatrice in canotta numero 13 dell'Elite Roma. Dentro il primo per Magistri, 43-25. Sbagliato invece il secondo e Gagliano è attiva a rimbalzo, offre il pallone a Arioli, pinna in angolo, poi sotto per Manfrè, il giro sul perno, la riapertura, Arioli da 3, ancora Cinzia Arioli con la seconda tripla della sua partita, 46-25, più 19 per il San Salvatore che tiene saldamente in mano le redini della partita. Stavolta è Masic a far saltare Cicic, botta e risposta tra le due, bel canestro per Masic, 46-27, pinna per Arioli,
sempre San Salvatore che è chiamato a fronteggiare la zona fronte pari, 2-1-2 in particolare per l'Elite Roma. Dovrebbe esserci qui l'infrazione di passi per Gagliano, e così. E allora il pallone assegnato all'Elite per la rimessa dalla zona difensiva. Prima però c'è il timeout chiesto stavolta da coach Fabrizio Staico. Si torna in campo dopo il timeout, 6 minuti 3 secondi per la conclusione nel terzo quarto qui al Palavienna. Grattarola all'uscita di Moretti dai blocchi, poi ancora il blocco per Masic che riceve in questo momento la croata impegnata sempre nel duello con Carmen Cicic, partita nella partita tra le due. Poi Manfred che tiene vivo questo pallone, lo porge in direzione di Arioli, quindi Denise Pinna per il San Salvatore. Carmen Cicic, il tiro da 3 punti corto però per Cicic, il rimbalzo catturato da Moretti che ha poi subito anche il fallo da parte di Pinna. Voleva fermare la transizione ma non è un fallo ben speso questo, perché porta in lunetta Moretti. Avvicendamento, altra staffetta tra Cicic e Stoichkova in casa Selargius, mentre Moretti si prepara per l'esecuzione dalla lunetta. Sbagliato il primo libero da parte di Moretti. Ci riprova, è lungo anche questo, ma c'è il rimbalzo d'attacco di Magistri. Dunque nuova opportunità per l'Elite, mentre si alza dalla panchina, l'avete vista, Federica Brunetti. Il consegnato di Magistri per Moretti dalla media, ancora lungo e poi sale altissima per il rimbalzo. Delia Gagliano, Pinna corre per Manfred, non ha lo spazio per tirare, va fuori da Arioli, fa saltare Grattarola, regala esecuzione per Cinzia Arioli. Firma il nuovo più 21 San Salvatore sul 48-27. Dall'angolo a segno la numero 8 Masic, ancora Mia Masic, va qui a perdere il pallone, recupero firmato Katrin Stoichkova, chiude il palleggio, va in angolo da Denise Pinna, si costruisce lo spazio per il tiro dalla media distanza, apparentemente abbastanza comodo ma comunque sbagliato dalla classe 2001 del San Salvatore Selargius. Masic da 3 accorcia sul meno 18, 48-30. Masic l'unica a realizzare con una qual certa continuità per l'Elite Roma. Risponde però Denise Pinna, ottimo impatto sulla partita anche per lei, mentre coach Pasquinelli è molto arrabbiato per la mancata uscita sul tiro da 3 punti della numero 10 giallonera. Siamo dunque sul 51-30, ma c'è il botta e risposta immediato. Masic con il potenziale gioco da 3 punti cerca in qualche modo di tenere in partita la sua squadra, impresa molto molto difficile. Il San Salvatore non concede spazi alla possibile rimonta avversaria. Eccola qui Federica Brunetti, fuori Gagliano, solida prestazione sotto le planche per lei. Libero aggiuntivo per Masic, lo lascia andare con la mano mancina, lo manda a segno. 51-33. E poi Pinna che fa ripartire l'azione selargina. Arioli si propone Manfred, riceve invece Brunetti, non si può completare qui l'alto basso. Allora il tiro se lo prende Brunetti, lo manda però sul secondo ferro. Rimbalzo comodo stavolta per l'Integris Roma. Grattarola in angolo e poi il pallone sotto. Di Stazio ribalta coi tempi giusti. Magistri si ripropone Di Stazio, ancora il taglio lungo la linea di fondo stavolta da parte di Grattarola. Errore, poteva essere anche questa una buona opportunità per l'Elite, che a volte ha proposto anche delle costruzioni puntuali, così come perfetta questa costruzione del tiro per il San Salvatore, non premiato comunque dal canestro di Katrin Stoichkova. Masic per Grattarola. Di Stazio che si propone, mette il pallone per terra contro Manfred che contiene bene,
la scorribanda con palla persa, in questo caso da parte di Introna, se non abbiamo visto male. Poi non riesce ad avere sfogo il contropiede del San Salvatore con il pallone recuperato da Grattarola. Magistri lascia il consegnato nelle mani di Mia Masic, la palla in mezzo alle gambe, Stoichkova finisce per terra dopo il duello con Magistri. Arriva il canestro per l'Elite, arrivano anche le proteste, non solo da parte di Stoichkova ma anche da parte di tutto il pubblico del Palavienna, che ora rumoreggia. 2 minuti e 20 per la conclusione del terzo quarto, 51-35. Questo è il vantaggio solido in favore del San Salvatore. Il tiro in corsa sbagliato, molto difficile qui per Arioli, che chiedeva un fallo che però non è arrivato. Introna e dall'altra parte per l'Elite Di Stazio lascia il consegnato nelle mani di Masic, inseguita dietro il blocco da Pinna, errore, poi Manfred, Brunetti controlla Arioli per il San Salvatore, che si ripresenta dall'altra parte, va in angolo per Stoichkova, fa saltare benissimo Di Stazio, realizza Stoichkova e poi è arrivato anche un fischio arbitrale dopo il canestro di Stoichkova. Vediamo un po', forse c'è stata una spinta a rimbalzo, il canestro non viene assegnato a Stoichkova. Allora situazione precedente al tiro della giocatrice di origine bulgara. 1:46, fuori Masic, va a prendersi qualche minuto di riposo e allora Grattarola per Roma. Introna Di Stazio nel duello con Manfred, palla persa, qui ancora si stringono le maglie difensive del San Salvatore, chiede il pallone Brunetti, va da 3, Lussu sbaglia e poi il pallone che viene controllato da Di Stazio, attirata su un raddoppio, Moretti riesce a uscirne bene. Di Stazio lascia nelle mani di Moretti, ancora Moretti che si butta dentro andando verso destra, riceve il fallo di Manfred secondo gli arbitri. Poi va a spiegarsi anche con Lussu. Saranno 2 liberi per Emanuela Pompea Moretti. Ripetiamo la situazione di punteggio: 51-35 San Salvatore. Manca ormai poco alla conclusione del terzo quarto, conciliabolo tra coach Staiko e uno dei 2 arbitri. Ora tutto risolto e siamo pronti per l'esecuzione dalla lunetta di Moretti. Come detto, avrà a disposizione 2 tiri liberi. Sbagliato il primo e direi diversi errori dalla lunetta in questa partita per Moretti, che ha un piccolo gesto di stizza dopo l'errore. Ci riprova la numero 16 dell'Elite, il secondo va dentro. Siamo sul 51-36 ora. Pinna per il San Salvatore, lascia nelle mani di Katrin Stoichkova il palleggio di Katrin Kirillova Stoichkova, quindi Lussu, Manfred, il pallone dentro e poi arriva il fallo subito da Federica Brunetti, che ha segnato e ora avrà anche l'opportunità di realizzare a cronometro fermo. 53-36, un minuto esatto per andare all'ultimo mini intervallo. Brunetti che completa il gioco da 3 punti e porta il San Salvatore sul 54-36, vantaggio che rimane sempre molto molto rassicurante, con il pallone che viene qui giocato dall'Elite Roma verso Grattarola. Lussu, con una giocata di grande esperienza, di grande malizia, fa carambolare il pallone sulle gambe dell'avversaria e ottiene così la rimessa da zona difensiva. 47 secondi 6 decimi ancora da giocare in questo terzo quarto, che ha ulteriormente sancito il dominio selargino. Ora finalmente si può ripartire e allora Pinna per Capitan Lussu, sempre zona fronte pari per l'Integris. Stoichkova per Pinna, spazio per le giovani in questa fase per il San Salvatore. Manfred mette il pallone per terra, fuori Brunetti, il tiro frontale sbagliato qui, anche un po' di sfortuna per la lunga cagliaritana.
Crisantidou per Roma, si prende la tripla frontale, secondo ferro, sale più in alto di tutti a rimbalzo Manfred, corre dall'altra parte Pinna a tutta velocità, poi attende l'arrivo di Stoichkova, quindi Lussu chiede il pallone, lo ottiene Manfred, il taglio coi tempi giusti di Brunetti, a segno con la mano sinistra per il nuovo rotondo più 20. San Salvatore 56-36. Non riesce a prendere un tiro in tempo utile dall'altra parte l'Elite Roma. Allora Selagius ancora in controllo dopo i primi 30 minuti di partita, ripetiamo 56-36 il punteggio sul tabellone. Riprende il gioco al Palavienna, il San Salvatore non dovrà fare altro che amministrare con intelligenza questi 20 punti di vantaggio sull'Elite Roma. Tutto da ripetere sostanzialmente qui sulla rimessa di Stoichkova per Anna Lussu, ancora Stoichkova. Saranno minuti questi formativi e importanti sia per Stoichkova che per Pinna. Stoichkova che qui invece è andata a spendere il fallo che permette all'Elite di rimettere dal fondo. Elite che sta ormai comprensibilmente abbandonando le residue speranze di rimonta, che cercherà punti salvezza da altre sfide più abbordabili di questo finale di stagione. Errore per Introna, il pallone recuperato da Brunetti, quindi Pinna ha una mano per Stoichkova, attende il piazzamento di Manfred in post, poi decide di prendere il centro dell'area. Questo è un buonissimo assist di Stoichkova che trova dall'altra parte Federica Brunetti. Il tiro in reverse vale il più 22 sul 58-36. Buscaglione, sale Moretti ma non può ricevere, c'è invece con il numero 31 Salvucci per Roma e dunque da spazio anche ad altri volti del roster. Coach Pasquinelli pensa anche ai prossimi impegni, come ho detto situazione compromessa direi già dal 20esimo se non prima. 41-18 il punteggio all'intervallo per il San Salvatore. È stato un dominio assoluto quello della squadra di Fabrizio Staico, senz'altro la miglior risposta alle ultime battute d'arresto, segnate anche, va detto, da un calendario proibitivo che ha visto Selagius affrontare praticamente tutte le favorite del campionato, tutte le squadre di vertice, con Palermo, Bologna, La Spezia, insomma, tra le altre. E allora flessione che era stata anche messa in preventivo alla vigilia non solo dallo staff tecnico, da Fabrizio Staico, ma anche dalla dirigenza giallonera. Intanto il gioco che riprende, Pinna per Lussu, il San Salvatore che dovrà comunque evitare sbandate in questo finale. Brunetti, cercata e trovata ancora, soltanto la sfortuna le nega la gioia di altri 2 punti. Magistri in punta per Salvucci, la finta di consegnato e poi lascia la sfera nelle mani di Introna. Lo show di Brunetti che arriva un po' in ritardo. C'è stato il fallo qui sul palleggio di Introna, si tratterà di rimessa ancora in attacco per l'Integris Roma, rimessa che verrà affidata alle mani di Moretti. Buscaglione si muove sul blocco di Salvucci, Buscaglione cerca lo spazio per la penetrazione, litiga poi con il pallone e allora rimessa dal fondo San Salvatore. Minuti sostanzialmente di garbage time ci separano dalla fine della partita. Il San Salvatore che poi cercherà anche continuità per riuscire a ottenere quell'ottavo posto, che sarebbe un risultato storico per il sodalizio di Viale Vienna, trovato, o meglio sta trovando la salvezza, anche perché bisogna tenere a bada anche le squadre che stanno dietro, cominciare proprio da Pistoia. Sta trovando, dicevamo, una salvezza comunque importante, mantenere questa realtà nella seconda divisione del basket nazionale non è cosa da poco, è un'impresa che va sottovalutata. Non vuole anche concedersi questo sogno il San Salvatore, che come detto cercherà di ribaltare la situazione con Civitanova Marche. Poi si stanno aggiungendo anche altre squadre
nella lotta per l'8º posto. Intanto la partita che prosegue con vari errori, come avete potuto notare. Qui Roma potrà usufruire della rimessa dal fondo con Introna, prova a smarcarsi, riceve Buscaglione oltre l'arco, il tiro da 3 punti di Mia Masic, a segno Masic quando la situazione però è difficile ovviamente da rimettere in piedi, anzi impossibile da rimettere in piedi per Roma. Sistema quantomeno il proprio bottino personale Masic. Intanto Moretti non vuole rassegnarsi, va a contendere questo pallone. Minuti che hanno poco significato dal punto di vista del punteggio, ma che possono comunque essere allenanti da una parte e dall'altra, e per questa ragione vanno seguiti comunque con interesse. Il tiro allo scadere dei 24 sbagliato da Stoichkova, tenuta tanto in campo così come Pinna. Per Staiko la volontà è chiara, è quella di far crescere queste due giovani molto interessanti. Classe 99 per Katerin Stoichkova, 2001 addirittura per Pinna. Manfred intanto, bello il giro sul perno, bello anche il semigancio, ma il tiro è corto e allora si resta sul 58-39. Reclama il pallone, lo ottiene Magistri, accoppiata con Brunetti. C'è poi Masic che mette il pallone per terra, giro sul perno, altro viaggio in lunetta per Masic, che qui ha cercato di vincolarsi dalla difesa di Katerin Stoichkova. Spiegazioni tra Manfred e Lussu, mentre Masic si prepara per i suoi tiri liberi. Come detto, ha provato a caricarsi la squadra sulle spalle, ma da sola sostanzialmente ha potuto fare ben poco Masic, che nel frattempo ha sbagliato il primo libero. Ne ha un altro a disposizione Masic dentro il secondo. 58-40. E poi Lussu per il San Salvatore, lo schema a testa chiamato ancora dalla playmaker del San Salvatore. Fuori per Brunetti, va a bloccare Pinna. Cicic marcata d'anticipo, qui deve impegnarsi per cercare di mantenere in campo il pallone, non ci riesce. E allora a buon gioco l'Elite nel provare a ripartire con Moretti. Applausi scroscianti per chi lascia il campo a questo punto. Andiamo a vedere un po' quali sono stati gli avvicendamenti. Il San Salvatore che ritrova qui Arioli, la vedete in marcatura qui su Grattarola. Ancora il palleggio aperto per Grattarola, va in mezzo angolo, poi palla dentro. Magistri provava a riaprire, pallone che è finito sul volto di Brunetti, ancora un po' stordita ma assolutamente in grado di riprendere il gioco. Moretti dà un'occhiata verso Magistri, la serve poi fuori ancora Moretti, il tiro dall'angolo, il rimbalzo lungo viene catturato da Lussu, che poi con calma dà avvio alla nuova trama offensiva del San Salvatore. Partita che scivola via ora velocemente. 58-40 la situazione di punteggio, 5 minuti e 45 secondi al termine del match. Brunetti cadendo all'indietro, va dentro il canestro del nuovo più 20 sul 60-40. Osserva braccia conserte coach Pasquinelli, la rubata di Lussu che corre in campo aperto, inseguita invano da Magistri. Altri due per il capitano che firma il più 22, 62-40. E queste sono delle giocate che anche dal punto di vista mentale possono assolutamente chiudere in maniera definitiva una contesa che ad ogni modo non era assolutamente in discussione. Grattarola con la correzione vincente per il nuovo meno 20, 62-42. E poi Arioli, la difesa abbastanza fisica ma comunque tollerata per Grattarola, riesce comunque a pescare sotto Giorgia Manfred con il layup comodo e vincente. 64-42. Altro recupero di Lussu, la specialità della casa assieme al contropiede in campo aperto, solitario ancora, fatto tutto benissimo Anna Lussu. 66-42. E stavolta scorrono in maniera definitiva i titoli di coda sul match. Il San Salvatore può aggiungere altri 2 punti al proprio bottino stagionale, può far felice il proprio pubblico che non vedeva
sue beniamine vincere dallo scorso febbraio, dal match interno, peraltro anche quello piuttosto sofferto contro Savona sul velluto. Ora Selargius trova altri due da Giorgia Manfre per il 68-42. Come detto, Roma che dovrà sgomitare ancora per cercare la permanenza nella categoria da neopromossa. Ci proverà la squadra di Pasquinelli, peraltro Pasquinelli è subentrato in panchina lo scorso mese di gennaio per cercare di risollevare le sorti della squadra. Manfre, Brunetti, qui un passaggio telefonato, Magistri tocca soltanto però, e allora ci sarà la rimessa dal fondo se non abbiamo visto male per il San Salvatore. Prima però un altro time out e dunque interruzione del gioco. Rimessa dal fondo eseguita dal San Salvatore, Brunetti, e poi Arioli si sposta Cicic. Arioli prova ad avvicinarsi verso canestro con il palleggio di potenza, fermata fallosamente a 3:27 dalla conclusione, 68-42. Ripetiamo il punteggio sul tabellone. Lussu sulla rimessa, il blocco di Cicic, l'uscita di Arioli. Il pallone quindi per Carmen Cicic, lo mette per terra, attacca Grattarola, scarica per Manfre, errore, rimbalzo tirato giù da Masic. Prova a chiudere bene per quanto possibile ora l'Integris, mentre si alzano due giocatrici dalla panchina del San Salvatore. Dovrebbe trattarsi di Gagliano e di Pinna. Da 3 punti Buscaglione con errore, rimbalzo di Masic, non vuole arrendersi la croata contro due avversari, riesce comunque a riaprire verso Grattarola. Lussu è praticamente su ogni singola linea di passaggio di questa partita, per poco non riusciva a involarsi nuovamente in campo aperto. Intanto l'Integris manda a segno la tripla del 68-45 quando i buoi ormai sono abbondantemente scappati dalla stalla. Sarà una lunga marcia di avvicinamento verso la sirena finale della partita. Arioli, Brunetti, il nuovo tentativo in fade away da parte dell'ex Cus con errore. Masic sotto da Magistri e poi ancora Masic, va bene in penetrazione qui, appoggia con la mano sinistra ma sbaglia, poi scuote la testa. Masic che si avvicina al trentello personale, ma 30 punti che non hanno avuto l'impatto sperato sul match. Il San Salvatore non ha mai avuto problemi nel controllare il risultato. San Salvatore che continua a realizzare, stavolta con Carmen Cicic, canestro del 70-45. Si apre per ricevere Grattarola, prova a superare Arioli, va dentro, alza la parabola con la mano destra, conclusione da dimenticare a suo giudizio anche con un fallo che però non è stato ravvisato dagli arbitri. Intanto segnaliamo anche l'ingresso in campo di Irene Kolar con il numero 11 per l'Elite Roma. Si fa largo a sportellate e realizza ancora Federica Brunetti. 72-45. Ci avviciniamo a grandi passi verso la conclusione della partita. Buscaglione per Roma, il tiro da 3 di Grattarola, secondo ferro. Brunetti con grande tranquillità, rimbalzo, poi Arioli prova ad accelerare, si palleggia su un piede. 1 minuto al termine della partita. Kolar, Masic e poi sotto per Magistri, ancora un'opportunità per Masic, stavolta a segno. C'è l'interruzione della partita, dovrebbe essere arrivato un altro time out a pochi secondi dal termine del match. Chiamata di time out che è arrivata abbastanza inusuale, ma evidentemente coach Staiko vuole allenare fino alla fine, fino all'ultimo possesso. E allora Stoichkova sulla rimessa riceve Arioli, difesa allungata per l'Elite. Gagliano per Pinna, ancora Denise Pinna che non riesce a trovare qui Federica Brunetti.
introna dall'altra parte Masic, e poi arriva anche Kolar sul blocco di Masic, va a prendere in consegna Stoichkova, si esplora poi il lato destro con Masic, non riesce a costruire dei vantaggi da attaccare. Qui l'Elite che ci riprova poi alla lunga con Magistri, che però sbaglia. Gagliano e Arioli vanno quasi a disturbarsi a rimbalzo. 10 secondi al termine, vediamo chi è stata l'ultima a toccare, dovrebbe essere Federica Brunetti. E allora il possesso assegnato all'Elite Roma, sta scadendo il cronometro, il tiro da 3 punti, un airball e poi il pallone che va a morire tra le mani di Cinzia Arioli. Dopo 6 sconfitte consecutive risorge il San Salvatore Selargius, che batte l'Integris Roma in maniera netta e meritata con il punteggio finale di 72-47, risultato che non è stato mai in discussione per il San Salvatore, abile a costruire questa vittoria fin dalle primissime battute di gioco. A me non resta altro che ringraziare Enrico Costa per le immagini, per la collaborazione tecnica. Da Roberto Rubio l'augurio di un felice proseguimento sempre con i programmi di Directa Sport. Directa Sport, le tue partite in diretta streaming. Directa Sport è la nuova web TV sarda dedicata agli eventi sportivi regionali: calcio, basket, volley, atletica leggera e danza sportiva. Con Directa Sport decidi tu quando e dove vedere vincere la tua squadra del cuore. Se anche tu vuoi trasmettere il tuo evento su www.directasport.it, chiama il 347 45 41 255 o invia una mail a directasport@gmail.com. Con Directa Sport sei sempre al fianco dei tuoi campioni.